Desiree, aver saputo da Auditel direttamente Sì, da che la Auditel? nostra Che senso, trasmissione, da Auditel? l'Auditel, quelli che fanno i conti di Sono quanta dei gente dati, vede, non è i che è una dati. persona fisica Da Auditel, parte che di c'entra? Auditel, Ma non è una persona Auditel, che ti c'entra? sembrerà scherzo, abbiamo battuto come spettatori mondiali più della partita Inter-Juventus. No, dai, questo Abbiamo fatto facciamo tanti ascolti, però, 47 milioni e Ma che 200 mila milioni? spettatori. Dai, ma che incredibile, dici? No, incredibile, dai. vabbè. Allora, Per devo poi dirti- non parlare dei social siamo tutti social. Non scherzare su questa cosa, perché veramente abbiamo un pubblico vastissimo che ci È segue, no? vastasissimo, non tutto, Ma ci no, sono quelli educati. vastissimo, vastissimo nel senso Non numeroso. le dire queste cose, alla gente non piace che tu dica queste Ma cose. non è una brutta andiamo parola, avanti. vastissimo, ragazzi, Allora, ma cosa che dirvi? dice? Oggi la puntata di oggi è dedicata a un re, a un king. Ah, un king. Che Cos'è? significa re. Un re. Tu parli l'inglese, vero? Vabbè, qualcosa, diciamo. Per te come si dice? For you. For you. Se invece io volessi che tu dicessi per in inglese e il resto you in italiano, com'è? For tu. For tu, brava, brava. For tu. Per lui in inglese com'è? For him. For him, bello. Him facciamo in italiano, for... For lui. Lui, brava! Che cosa sto E se io facendo? dicessi Cosa per sto maggio, facendo per maggio, confondere? per maggio in Dai, inglese? for May. For May, May in italiano, dillo. Maggio. E prima il per in inglese? Formaggio. Esatto! Oggi abbiamo il King Formaggio, ci sei arrivata! Cioè, come ci è arrivata non lo so, perché non è che c'ha questo intelletto da potere, però va bene, dai. Me ne posso andare, per Allora, favore? No. facciamo delle ricette tutte a base di formaggio. Sì. Facciamo un primo e un secondo. C'era bisogno di fare tutto il È giro. per bello fare- però, no. dai. Bellissimo. Lo rifaccio. bellissimo. Facciamo un primo. No, un se- no, non rifaccio rifaccio il giro. niente, no. Rifaccio il giro. Facciamo un giro. Ma che sta facendo, Il giro. ragazzi? Mi è Tu mi hai ubriaco, detto è hai fatto ubriaco. tutto questo giro. Allora, signori miei, facciamo Oggi la vedo malissimo, due ragazzi, ricette, mettiti gli malissimo. occhiali. Malissimo. Due ricette, mettiti gli occhiali. Due ricette a base del Sua Maestà il formaggio. Prima facciamo delle fettuccine. Del suo maestà il formaggio. Fettuccine al gorgonzola, Buone. che mia nonna la chiamava col ponzola. Vabbè, Col ponzola. diciamo la nonna un po' confusa, però vabbè. E noci. Dai. E no, mamma noci. mia, ma come ti è venuto questo abbinamento? Così, perché è un abbino. Ma io pazzesco, sono ragazzi, Allora, ma questa è la pasta buonissimo. che abbiamo già fatto, perché dobbiamo fare delle fettuccine, è giusto? Vuoi dire come si fa la pasta, per La favore? pasta scioccante, ragazzi, 100 grammi di farina di semola e un uovo. E una volta a te ti è riuscita. Avete fatto la pasta, mi Lo è dici riuscita sempre. perfettamente. Cioè, ho messo 100 grammi di farina, ho messo un uovo, ho mescolato con le mani come potevo. E tu non ci credevi, ed è venuta vero? la pasta. E tu non ci credevi. No, non ci credevo. Allora, dimmi una cosa, vuoi fettuccine? Eh? Vuoi, che ne so, spaghetti alla chitarra? Fettuccine grandi, non pappardelle, ma fettuccine belle larghe? Cosa vuoi? Non lo so, vabbè, facciamo fettuccine, Fettuccine dai. belle larghe, va bene? Ci stai fettuccine belle larghe? Ci sto. Partiamo con fettuccine belle larghe. Mettiamo in moto e facciamo partire. E partio, guarda. Allora, Beh, ragazzi, un primo, ma che dico un primo? Un primo che è quasi un secondo che è quasi un primo che è un primo della classe. Gorgonzola e noci. Allora, Ecco qua. Stiamo tirando la pasta, la tengo io? così tienila, grazie. Mettila qua, appoggiala un attimo. E via. Qua? No, per ora lì, ma ora dobbiamo tagliarla. Guarda Desi, in arrivo sul binario No. 15 le nostre fettuccine. Ma pazzesco! Pazzesco, guarda, fammele prendere, Tu fammele le prendere. prendi, le metti là e le infarini un poco, se no si impiccica. Come le infarine? Faccio a giro? No, fai un giro e gli metti la farina. Che giro faccio? Il giro del quartiere. Andiamo, mettici la farina però, la farina. E andiamo alla via così.
Quindi stiamo partendo dalle fettuccine, Esatto. dalla pasta fresca. Guarda. E voilà. Un'altra coroncina qui. La farina bella abbondante. La metti. Così. Facciamo prendere. Bella. Adesso prendiamo una padellas. Vai, Sai che padellas. cos'è la padellas? È spagnola? Eh? Sei spagnolo? No, in italiano ho detto S. Vabbè. In spagnolo. E in italiano ho detto S. Una su non si nega a nessuno. E accendiamo. Mi daresti por favore un cucchiaros? Eccolo. Cucchiaros e andiamo a mettere una Burro. rocella di burro. Vai. Ok, questa qui mi sta bene. Un po' di burro. Questo po' di burro. Dopodiché andiamo a mettere the gorgonzola. È buono il gorgonzola. Capito? The gorgonzola. Lo mettiamo così. Sai che il gorgonzola, qualunque parte, è edibile. Si mangia anche la buccia, giusto? Yes. E lo facciamo stemperare. Così. No, è indecente questa cosa, è indecente. Qui rasentiamo l'indecenza. L'indecenza noi la stiamo rasentando. E andiamo a fare fondere il gorgonzola, così. Allora, abbiamo messo un po' di burro, Sì. gorgonzola e un po' E di latte. E il latte. Adesso Stiamo olio, facendo no? no, Non c'è olio. no, stiamo facendo fondere, quelli servono Il gorgonzola. con questo po' di latte. Poi. Guarda che facciamo. Prendiamo un po' di noci. No, le metti là e dentro? le andiamo a macerare così, guarda. Mi serve quello, non ne abbiamo finito. Lei si sta facendo, cioè, è vergognoso. Guarda. No. Ma tu lo sai che la gente mi incontra per strada e dice, ma glielo vuole dire che si sta ferma, glielo vuole dire, e che ci posso fare? Poi ce l'hanno con te, sai perché ce l'ha con te il pubblico? Perché? Non mi fai assaggiare niente. Che non sanno. E non sanno. Allora, Ecco qua. Prendiamo questo. bella. Guarda, Prendi le noci, le metti così. dentro? No. E qui abbiamo quella. Ma pazzesco, quella- Non è ragazzi. finita qua, abbiamo quella parte di croccantezzità. E questo è un primo, giusto? Che è un Certo. capolavoro. Allora, quindi, È un primo. fate attenzione, un po' di burro in padella, Gorgonzola. gorgonzola e un po' di latte. Stiamo Esatto. fondendo il tutto e abbiamo aggiunto delle noci. tagliate così a pezzettini. Poi facciamo un'altra cosa. Guarda. Prendiamo un bicchiere da frullatore a immersione. Sì. Andiamo a mettere un altro poco di noci. Mhm. Così. Così. Vai. Mettiamo il restante Ma gorgonzola. Ti serve quindi questo? Esatto. Ti stai sentendo male tu, è vero? Qui così. L'hai messa apposta tu. Come? L'hai messa apposta. Esattamente. Per non lasciarla a me. Per non lasciarlo a te, l'hai detto. Qui abbiamo creato una base di gorgonzola. Adesso cosa facciamo? Andiamo a prendere con un mestolino, Sì, tieni. cari miei, Eccolo. un po' di acqua della Di che sta cottura, perché nel prebollendo. frattempo stiamo bollendo l'acqua. Brava. Questo lo devi mescolare che sta facendo qua Sì, una cosa. questo può anche scendere. Va bene così. Va bene. Mi devi sentire solo se la sapidità c'è Sì. o no. Questo di qua. Nel frattempo io mi metto qui. No, ma sentire non vuol dire finire la preparazione. Com'è? Buono. Buono, scusa. Andiamo a prendere un frullatore. Che stai facendo? Scusa. Frullatore a immersione. Vabbè. Andiamo avanti, dai. Dai, non ti piace il frullatore? No. a immersione? Dai, è bello. Prendiamo il frullatore e andiamo a frustare Frullare. Dai, frulla. il composto. Immergiti. Quindi lì che hai messo un po' di gorgonzola, dell'acqua di cottura e delle altre noci, giusto? E che faremo con quello? Questa darà corpo alla base della pasta. Quelle le abbiamo messe così perché ci serve questa croccantezza. Capito? E quelle invece però sono proprio frullate. Sì, proprio frullate così ci esce fuori il sapore della noce, capito? Lì ci esce fuori il sapore Sì, della sì, noce.
basta. Va bene così. E così ce l'abbiamo fatta. Ecco. E questo è fatto. Questo lo togliamo e lo mettiamo qua. Non abbiamo usato panna, non abbiamo usato questo. E questo è un prodotto che è già pronto. Allora, mi serve un'altra padella per andare a completare questo piatto. Vai. Per cui prendiamo questa padella. Quindi questo lo completiamo di già? Certo, mi dai Vai. uno spicchio d'aglio, Certo. piccolo piccolo. Ok, questo lo posi. Sì. Lo smicianoniamo. Lo conosci questo Lo termine? smicioniamo. Smicianonare. Lo abbiamo smicianonato e lo mettiamo Lo qua. mettiamo qua. Prendiamo dell'olio e lo mettiamo qui. Prendiamo questi nobili funghi. Quali sono I questi? cardoncelli. Così. Come li tagliamo? Li tagliamo così, guarda. Devono avere un certo spessore, così. Questo a metà. Tipo mal così. tagliati. Brava. Funghi. Ci piaceva, se mal tagliati ci piaceva. Così, 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 così. Vabbè, delle striscioline di funghi Mal tagliati. alto rango. Alto rango, cioè sarebbe Questi- Millumi, alto Barone. rango. Cardoncelli. Baro Mignon. Ecco qua. Ecco. Stiamo dando questa Rosolata, santa rosolata ai così. funghi. E io direi che mentre loro rosolano, noi facciamo un bel consiglio per i consigli. Dai, facciamolo. Allora diciamolo, mentre i funghi stanno rosolando e la pentola bollendo, noi facciamo... Ma non ci sta. Come non fa rima? Non Ma non fa rima, dai. Basta, lascia stare, È dai. che tu certe volte ti appigli. No, sei tu. Sì, certe volte ti appigli. Che cosa E c'entra allora la rima diciamo consigli adesso? per i La consigli. rima, se o la sai Perché fare o ti non la sai appigli? fare. Consigli Dai, la per i rima, consigli. forza. Desiree, Vai. stavolta sono io che ti dico, Dimmi. ti voglio far sentire quanto è buono il cardoncello così, Vai. nella sua estrema semplicità. Come Guarda, lo tieni, prendo, tieni. così? Nella sua estrema semplicità, attenta se ti bruci. È buono. E guarda cosa facciamo. Così, No, lo metti lì? sì. Pazzesco, quindi non è solo gorgonzola e noci, c'è anche i Ah, funghi. Ci sono i funghi, i cardoncelli. Bussano, ti serve a vedere chi è. Dai, smettila, sentiamo. Allora, quindi questi cardoncelli che li abbiamo semplicemente proprio rosolati, così un Sì. attimino in padella. Ora, nella stessa Adesso- pentola ti faccio vedere cosa faccio io. Che perché facciamo? io prendo della Fontina. Fontaine, du lait, Che devi fare? je vous en prie, du lait, du lait. Ouais. Lei è stata tutta la... Metti, metti, Du lait. metti, metti. Diulè sembra olio. È latte, diulè. Latte, du lait. Ah, certo. Mente, mente, mente. Diulè perché diluire. Mente, sì, mente. Metteci. Bon, 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 bon. Ah, Bon, attention. diulè, hai detto diulè. Poi, Du lait. Poi. Nous avons mis du lait. un altro... Cosa vuoi adesso? Nous prenons le fromage Oui. et nous faisons un petit julienne. Posso avere Non si traghi in mano e noi andiamo a mettere un qua. po' di diulè? No. Dopodiché prendiamo un formaggio che so che tu ne vai pazza, che è il brie. E siccome mi fai tenerezza, Mamma mia, ragazzi, ma che carino. Non ne dai un pezzetto per Daniela? chi è Daniela, scusa? La nostra segretaria di produzione. Non la conosco. Questo è lo stracchino. Lo stracchino buono, anche lo stracchino, Buono. Che hai bisogno? Un cucchiaio? Cucchiaio. Ecco. Non lo finire che mi serve. Non lo finire che mi serve. Un pezzettino piccolo.
Non è possibile. Dai, No, non è possibile. ripartiamo da Diulè. E ora aspettiamo che avviene questa fusione. Così, non toccare che mi serve. Allora, fai un recap? Sì, recap. Dai, E allora, abbiamo messo del latte, Diulè, du lait, oui, del brie, Brie, della fontina, Fontan. Fontaine brave, e la stiamo facendo fondare. Va bene? A 7,6 all'AM, noi ci mettiamo un po' di parmigiano, così. Ma che facciamo? La pasta ai 4 formaggi? No, questa è un'altra cosa. Che cos'è? E ora te lo faccio vedere, non te lo dico prima. Così. E questi sono tutti quei formaggi che filano, No, questi non che filano, fondono, questi ma non fondono. filano. Brava, fondono ma non filano. brava. Ti ricordi quando ho certo. fatto la pasta ai bambini? Mi aggiungi del pepe, sì che ti si accarbonea tutta. Volevo fare la pasta ai 4 formaggi e lui mi ha detto no, che non tutti i formaggi fondono e non filano. Vai a vedere la lista, scaricate, chiedete a ChatGPT quali sono i formaggi che A voglia. fondono e non E filano. mentale fontina, La gruyera, mozzarella no, mozzarella fila. la mozzarella no. Ma dovete sentire che profumo che c'è. Sì. C'è un profumo profumoso. Bene, quindi Stiamo aspettando portando che si faccia questa crema. la fonduta. Sì. E ora ti insegno una cosa, Dai. guarda. Prendiamo questo, così. Sì. Per questo dicevo che mi serviva. Che fai? Ora te lo faccio vedere, guarda. Questa è farina, Sì. No, che fai? lo faccio ancora più piccolo. Infarino, Non lo so, ragazzi, cosa stai facendo. Non ho idea. lo infarino, Eh? lo metto qui e mi farà da legante. Fonde e mi farà da legante per Da la legante. salsa, sì. No, elegante, da legante. Da elegante Per la con, salsa. con eleganza. Esattamente. Sì. Vedi? Senti l'odore, senti l'odore. Senti che buon odore. Ok, allora spostiamo questa qui. Spostiamo tutto. Questa la mettiamo Ma con qui. quella bisteccona, che dobbiamo fare? E quella è la seconda ricetta. Allora, passiamo Allora. alla secondesima ricetta. Vai. Prendiamo questa bella bistecca. Bella questa, Così, guarda, bellissima. e andiamo a fare questo lavoro. Innanzitutto ci vuole la padella, Vai. che senza di quella non possiamo fare niente. Partiamo dall'inizio. Padella, ti piace questa? Sì. E la facciamo scaldare moltissimamente. Moltissimo, quindi calda Moltissimamente. Moltissimamente. Là, me lo dai il sale? Eccolo. Qua. Un po' di sale. Così. Dai. Così. Basta, 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 basta. E mi vado a lavare le Vai. mani perché ce le ho unte di olio. Vai. Quindi bistecca, sale, olio, un bel massaggio drenante. Sì. E che facciamo? Padella caldissima. Lì Calda. nel frattempo sta fondendo tutto. No, e deve. Fondere. Così. E ora ti faccio vedere cosa facciamo con E questo. adesso E allora, adesso facciamo che mettiamo, levo questo, dai, adesso mettiamo la bistecca, bella bistecca. Così. così. Parliamo di una cottura quasi al sangue, Quasi al sangue addirittura. cioè un po' meno del sangue, ma a te non piace? Una media cottura, sì, va Media è bene. pericolosa, media è un omicidio fare una media. con questo. Media, no, il È sangue un proprio. omicidio, Vabbè, sì. vedremo ragazzi. Poi allora, guarda che cosa facciamo, ti faccio Dai. vedere un'altra operazione. Prendiamo questa, ti ricordi che l'abbiamo fatta? certo, vero? era quell'intingolo che avevamo fatto con le Mi dai una noci Marisa? e il gorgonzola, giusto? Brava. Ecco. Ok, poi qui abbassiamo la fiamma
e ti faccio vedere cosa facciamo. Andremo questo a dargli una passata con il frullatore. Frullatore? Quello. Quindi senti, ma fai un primo e un secondo quindi, giusto? Certo, tutto a base di formaggi. Tutto a base di Per formaggi. cui vado a fare questa operazione. Dai. E ho messo questo qui. Nel frattempo vediamo che ci dice questa bella bisteccona. Che Voilà. dice? Ah, meraviglia. Dice bene? Meraviglia. Eccola. Visto, abbiamo tagliato il nervetto e lei si è distesa. E lei si è distesa. E ci siamo quasi. Con il nostro frullatore a immersione, Dai. dicevamo, mettiamo l'acqua della pasta, tutto ensemble, voilà. Desiree, poi tu mi devi solo sentire come va di sale. Questa? No, di sale la pasta, devi mettere il sale nell'acqua, che non l'ho messo. Questa che sta bollendo ora. Ecco fatto. Allora, La carne è quasi pronta. la carne è quasi pronta, quindi L'acqua della pasta sta per bollire. Glielo mettiamo un po' di sale. Vedi? mettiamo un po' di sale. Sì. Dai, allora. Facciamo un recap. Vai. Stiamo facendo un primo con funghi, gorgonzola e noci. Abbiamo Esatto. fatto le fettuccine fresche, giusto? Esatto. Vuoi ricordare come hai fatto quella? Lì abbiamo messo le noci, il gorgonzola. Siamo partiti noci- dal burro. Dal burro, latte e gorgonzola. L'abbiamo fatto fondere. Dopodiché abbiamo messo le noci per crearci questa croccantezza in Esatto. bocca, e i funghi. E i funghi. L'altra parte di noci, l'altra parte di gorgonzola, con un po' di acqua della pasta l'abbiamo frullato e messo qui. Ed è Andrà venuta a tutta mantecare. questa crema. Sì, questa è quasi pronta. Nel frattempo stiamo facendo una bella bisteccona con l'osso, abbiamo fatto tutta una procedura con i formaggi, abbiamo spiegato che devono fondere ma non Esatto. filare. No, Abbiamo no. messo cosa? La fontina, Sì. il brie, Il brie, e la cosa, come si chiama? la crescenza, si chiama E la crescenza. crescenza. Va bene, questa è pronta. Vuoi un piatto? No? Ti serve? La metti No, qua la metto direttamente? qua, sì. La metti qua. E allora, guarda che facciamo. E allora, la nostra bisteccona La nostra bisteccona è pronta. è pronta E la adagiamo qui. e la dai. mettiamo qua. Questo lo togliamo. Eccola, Ecco qua. bella. Alright. Questo lo togliamo. E ora che facciamo? Andiamo a preparare Mettiamo la sulla tagliata. pasta. Ah, allora ti prendi un piatto, lo vuoi? Sì, mi devi prendere quello ovoidale. Quale vuoi? Questo? La barchetta, a destra, a La destra, barchetta, a destra. questo. Andiamo a tagliare la tagliata. Leviamo Eccola. questo. È veramente burro, guarda. Fai questo taglio un po' trasversale, abbiamo Sì. detto, giusto? Scaloppatura si chiama questo. Si chiama scaloppatura. Che lo potete fare anche sulla carne, non sulle scaloppine per forza. Brava. Questi tipi di carne, giusto? Sì. Una. E ora E ora mettiamo metto da giù la parte. pasta. Metto giù la pasta. Dai, Il tempo che diamo una sistemata e finiamo torniamo i con piatti. l'impiattamento, a tra poco. Bravo. Partiamo dal primo piatto, che è questo. Quindi il secondo? No, è il primo. No, il secondo. È il primo, se lo prendiamo ora è il primo. Ma il primo piatto dici No. il primo di solito è il primo, vabbè. questo è il secondo. Mi dai il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, il Cucchiaio grande. Eccolo. E guarda che ti faccio No. la nostra tagliata In crema. formaggiosa. No. Yeah. Che meraviglia, ragazzi, Diccelo, pazzesco. spolverseresti un poco di Un po' di pepe? pepe, volentieri, guarda. Faccio un po' nel piatto anche? Sì, Che come dici? vuoi, Un come po' vuoi, così? va bene. Tipo così, tipo un E voilà. pezzo. Questo è il primo piatto, questo lo togliamo, Questo è il grazie. primo. Adesso E adesso andiamo a prendere la pasta che è già pronta, le nostre belle fettuccine. fettuccine.
immergiamo così. Là. Qua. Tu? Lo sai perché non la sto scolando? Perché così fai te anche quel poco di acqua di Quell'acquetta cottura, che no? ti dà la possibilità di andare a ingramoniare tutto. Ci sei? Ci sei? Certo che ci sono. La vuoi saltare un poco? No, saltare. Guardate quanto è brava. Sì, basta, vabbè, lascia stare. Ecco, ha fatto il saltello. Va bene, Insomma, dai. un saltello l'ha fatto. Ci dai. sto lavorando, ragazzi, ci sto lavorando. Allora. Ok. Adesso quale piatto prendiamo? Ma io prenderei un cappello del prete, Cappello che ne del pensi? prete Facciamo sia. questa cosa un po' chic? Cappello del prete sia. Dai, Cappello del prete sia. Ecco qua. ecco qua. Che puntata, ragazzi, oggi. Sento l'odore dei funghi, l'odore del gorgonzola. È qualcosa di magico, credetemi. Ecco. Andiamo a prendere un po' Di coso, di crema con i funghi? di condimento. Oppure di consa. Bello, bello, altri due Come si dice funghi, una va? volta? E mettiglieli, va? Ok. E voi? Là. E qui ci sono i nostri due piatti. Bene, allora. No, non c'è l'assaggio Da oggi. che cosa assaggiamo? No, non c'è l'assaggio No, ma che oggi. non assaggiamo dal primo? È vero che non c'era l'assaggio. Non c'è l'assaggio. Io lo sai? assaggerei il primo. Vabbè, Guarda, c'è questo pezzo qua sì, che è tutto pieno di crema. sì. Aspetta. Prendi i funghi, te la posso fare io la forchettata? Faccio passare io così la gente a casa È goderà. un po' invadente, giusto? Sì, esatto. Ecco qua. Ecco qua. Com'è? Quel fungo che ti arriva al momento giusto, carnoso, succoso, Perché io non devo assaggiare? saporito. Chi l'ha detto? Guarda, guarda che c'è qua, guarda che c'è qua. Vedete? Mi dici in segreto, ti ha detto che io non devo assaggiare? No, Dimmelo all'orecchio. troppo potente, non te lo posso dire. Dimmelo all'orecchio. Dimmelo. Dimmelo all'orecchio. No! No! Te l'ho detto. Non me l'aspettavo. Ma cose dei pazzi. Scusa, Difficoltà con questa tu pasta. pensi che la gente abbia voglia di vedere che finisci di mangiare? Vabbè, ma che c'entra? Perché così, in questo modo, loro si convincono a farla. Dice, sarà buona. Passiamo all'assaggio dell'altra pietanza, dell'altro piatto. Ecco qua, io ti do uno spelucchino ancora là. No, Chi c'è dietro Desiree? Vediamo se lo indovinate. Chi c'è? Non si vede proprio chi c'è. Chi c'è? Il cucchiaio ha preso. Cioè. Guarda com'è questa, così si fa. Ok. E adesso passiamo a questa, ecco. Io posso assaggiare. Mi è sporcato tutto, Non guarda. preoccupare, io posso assaggiare. Vuoi smuovere Ecco. poteri forti? Eh? Ma perché io non... Lo sai che succede qua, no? Tuona il palazzo. Va bene. Ma perché? Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ma io vi giuro che alla prossima assaggerò. Ma come si deve fare, Ve lo ragazzi? giuro, io alla prossima assaggerò. Cada quel che cada, non si dice casca quel che capita. Insomma, io assaggio, vi giuro. Ciao a tutti, vi salutiamo. Buona, Ciao. ragazzi, buona, buona. Buonissima. Ciao. Fettuccine, gorgonzola, funghi e noci in salsa di pane. Per le fettuccine 300 g di farina di semola e 3 uova. Per il condimento 100 g di gorgonzola dolce, 3 funghi cardoncello, 2 cucchiai di ghigherli di noci, parmigiano quanto basta. Tagliata di manzo, formaggiosa, una bistecca fiorentina da 600 g, 50 g di fontina, 50 g di taleggio, 50 g di brie, olio, evo e sale per massaggiare la bistecca